caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia. Le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Il nostro TG da oggi cambia formato, più notizie e più sintetiche. Da oggi il nostro TG cambia formato, ci saranno più notizie e saranno trattate in modo più sintetico per venire incontro a voi ascoltatori che ci chiedevate un prodotto più rapido. Meno dichiarazioni quindi e più fatti e soprattutto nessuna ripetizione dei post pubblicati. Speriamo che la nuova versione vi piaccia, il nostro giornale cresce più di quello che ci aspettavamo e cerchiamo di adeguarlo il più possibile alle vostre richieste. Vicepresidente Armao in audizione al Senato. I temi trattati: insularità, istanze dei comuni siciliani e zone franche montane. Il vicepresidente e assessore all'economia della regione siciliana Gaetano Armao è intervenuto ieri in audizione presso le commissioni congiunte bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nell'ambito delle audizioni preliminari all'esame del disegno di legge di bilancio per il 2022. Temi centrali dell'audizione: la condizione di insularità, la difficile situazione di bilancio dei comuni siciliani, le zone franche montane. Sull'insularità il vicepresidente della Regione ha criticato l'esiguità del fondo di 100 milioni previsto in finanziaria rapportato ai 6 miliardi circa di costi stimati derivanti alla Sicilia dagli svantaggi connessi alla condizione di insularità. È certamente un riconoscimento della condizione di insularità da parte dello Stato, ma è sicuramente insufficiente, ha detto Armao, che ha quindi richiesto almeno un raddoppio dello stanziamento. Sulla difficile condizione di bilancio dei comuni siciliani, Armao ha fatto presente l'insostenibilità dell'attuale situazione, chiedendo maggiore considerazione per evitare il dissesto finanziario di questi comuni. Per quanto riguarda le zone franche montane, il vicepresidente della Regione ha evidenziato l'importanza del tema per lo sviluppo delle zone interessate e ha chiesto lo stanziamento di ulteriori 100 milioni in modo da consentire il finanziamento di un apposito testo legislativo. Contagi in leggera risalita nella settimana trascorsa, dati diffusi dal Dipartimento di Protezione Civile. La settimana scorsa i nuovi positivi sono stati 3.870, con un aumento dello 0,9% rispetto alla settimana precedente, con un rapporto contagi tamponi effettuati che scende dal 2,3 al 2,1. La Sicilia si conferma dunque sostanzialmente stabile rispetto ai nuovi contagi, a fronte di un aumento più significativo di gran parte delle altre regioni. La candidatura di Faraone: solo un tentativo di dividere il centrodestra a Palermo. Lo stesso Tamaio invita a ritirarla, chiedendo l'azzeramento di tutte le candidature fin qui avanzate. Nel convegno di Firenze della Leopolda, Matteo Renzi ha avanzato come Italia Viva la candidatura del senatore Faraone per la sindacatura di Palermo per provare ad uscire dall'imbarazzo dell'accordo con Forza Italia di buona parte degli aderenti nel capoluogo siciliano. Ma lo stesso Edi Tamaio, deputato regionale del gruppo Sicilia Futura Italia Viva e azionista di maggioranza di Italia Viva a Palermo, esprime il suo dissenso e invita a ritirare tutte le candidature fino ad ora avanzate. Tamaio ha già da tempo annunciato che sarà candidato con Forza Italia alle prossime elezioni regionali e accusa i suoi di usare una strategia da manuale Ciancelli. Fondazione Falcone, premio Saperi per la legalità. Presentati i lavori di ricerca degli 8 premiati. È stata presentata ieri nel corso della conferenza regionale istruzione la collana I quaderni della Fondazione Falcone, un'iniziativa editoriale della Fondazione Falcone, del Ministero dell'Università e della Ricerca e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. La collana, edita da Aracne, raccoglie i lavori di ricerca degli 8 vincitori del premio Saperi per la legalità, che da quest'anno verrà assegnato alle migliori tesi di dottorato e di laurea magistrale delle università italiane sulle criminalità organizzata e sulla legalità. 80 milioni per progetti ammodernamento aziende agricole. In via di pubblicazione la graduatoria definitiva. È in via di pubblicazione la graduatoria definitiva dei contributi per il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole. La misura ha una dotazione finanziaria complessiva di 80 milioni di euro. All'originaria disponibilità del bando, pari a 40 milioni, sono stati aggiunti infatti altri 40 milioni.
L'intervento prevede un sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e o immateriali volti alla ristrutturazione e all'ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agroalimentare. I progetti sono stati selezionati dando priorità al ruolo sociale dell'azienda sul territorio e alle produzioni di qualità certificate, bio, DOP, IGP e qualità sicura, e agli investimenti mirati alle strategie di adattamento al cambiamento climatico. Si tratta di un'importante risorsa che il governo Musumeci va a destinare alle nostre aziende agricole per agevolarne l'ammodernamento con l'obiettivo di migliorarne la competitività, ha detto l'assessore all'agricoltura Tony Scilla. L'albero più bello d'Italia è siciliano, il castagno dei 100 cavalli è l'albero dell'anno 2021. È il castagno dei 100 cavalli che sorge a Sant'Alfio alle pendici dell'Etna il vincitore del concorso albero dell'anno 2021. La proclamazione del vincitore è avvenuta a Buttrio, in provincia di Udine, in occasione della Giornata Nazionale dell'Albero. Arrivato tra i 4 finalisti, il castagno millenario di Sant'Alfio, che ha un'età stimata di 3.000 anni, ha conquistato il pubblico con i suoi 28 metri di altezza, 52 di circonferenza del tronco e 68 di diametro della chioma. Il monumentale castagno dei 100 cavalli del comune di Sant'Alfio vince la sfida dell'anno e con lui vince la Sicilia e il suo patrimonio arboreo, legato alla popolazione e al territorio che va sempre più tutelato e protetto, dice soddisfatto l'assessore regionale all'ambiente Toto Cordaro. Adesso il plurimillenario castagno andrà a rappresentare l'Italia per il titolo europeo Albero Europeo dell'anno per il 2022. La leggenda racconta che la regina Giovanna d'Aragona si riparasse con tutti i suoi cavalieri sotto le fronde di questo enorme albero in seguito ad un temporale. Da allora il castagno, visitato e descritto anche da Goethe e da molti altri letterati ed artisti, è stato chiamato il castagno dei 100 cavalli. Riqualificazione marina di Ortigia a Siracusa. L'assessore Falcone, impegno mantenuto. Era un impegno che il governo Musumeci aveva assunto nei confronti della città di Siracusa e che oggi viene rispettato. Mettiamo in campo un'opera di riqualificazione di un luogo simbolo non solo del capoluogo eretuseo, ma di tutta la Sicilia, il lungomare di Ortigia. Ogni anno questa passeggiata è meta di migliaia di visitatori e turisti a cui offriremo finalmente un biglietto da visita all'altezza del prestigio di Siracusa. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone nel corso della visita odierna a Siracusa per la consegna dei lavori di riqualificazione del Foro Vittorio Emanuele II, la passeggiata al mare dell'isola di Ortigia. In pochi mesi, prosegue Falcone, abbiamo reperito i fondi, redatto il progetto e avviato i lavori per risanare la pavimentazione da tempo degradata della marina di Siracusa. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana Notizie.Sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.